Italia Football Club. Il sistema da ponte è stato creato a metà dell'Ottocento da Matteo da Ponte, che ha dato i primi impianti di distillazione per ottenere prodotti di alta qualità, facendo una selezione delle materie prime, una conservazione ottimale in appositi silos serbatoi, selezionare le vinacce più pure di alta qualità, lavorare velocemente, separare le teste, le code per ottenere delle caratteristiche, dei profumi che dopo chiaramente danno ai distillati o alle grappe. Il metodo da ponte racchiude anche in sé la storicità, la tradizione, la cultura di uomini che chiaramente hanno fatto la storia della grappa.